Non sempre le scie sono riconducibili ad attività di schermatura solare. In alcune zone dedite alla produzione agricola, in seguito alle scie chimiche si è notato un indebolimento del terreno, quasi come fosse stato bruciato dalle sostanze che ricadono dagli aerei. Si è avanzata su questo fenomeno un'ipotesi alquanto allarmante. Purtroppo l'arma delle scie chimiche non è usata solo per soggiogare il nemico in campi di battaglia, ma come ho detto viene usata anche come arma commerciale. Mi spiego meglio. C'è ultimamente la campagna per fare sì che in tutto il mondo prendano piede gli organismi geneticamente modificati, che sono quegli organismi che a fronte di un trattamento chimico in laboratorio riescono a resistere ai parassiti e a tutte quelle altre cose che aggrediscono normalmente una pianta molto di più. Hanno però una peculiarità, che non producono il seme rinnovabile. Quindi c'è questa tendenza da parte di alcune ditte, fra cui la Monsanto, che è una multinazionale che produce queste sementi, a fare sì che nel mondo vengano usate in larga scala sementi di loro proprietà. Questo genererebbe a lungo andare una specie di monopolio da parte di queste società, o meglio, chiunque vuole seminare qualcosa deve rivolgersi alla Monsanto, facendo sì che piano piano il globo, tutto il mondo, venga inseminato con sementi della Monsanto, che fanno il frutto ma poi non riproducono un'altra volta il seme e il frutto, che a sua volta dà un ciclo continuo di rigenerazione. Quindi le scie chimiche possono essere usate anche in questa maniera qua. Io spruzzo scie chimiche lungo una certa area di un territorio, piuttosto che una regione, ne modifico le caratteristiche di fertilità, cioè il terreno viene reso scarno, quindi non più fertile, le piante che sono già presenti in esso, che possono produrre frutti, vengono bruciate da queste scie chimiche. Cosa ne ottengo? Ne ottengo che tutto quello che pianterò non potrà più avere vita, mentre se mi rivolgo alla Monsanto sicuramente mi daranno dei semi che sono a standard o in standard con quel tipo di terreno lì, perché in effetti dalle campionature che sono state fatte subito dopo le ultime scie chimiche questo si evince, cioè che il terreno è stato reso quasi sterile. È chiaro che le tecniche di irrorazione, di irraggiamento di queste scie chimiche possono variare col tempo. È chiaro anche che queste scie chimiche andranno sempre e solo esclusivamente a beneficio di una parte, ovvero sia delle multinazionali che hanno l'interesse di rendere sterile intere nazioni, interi settori del mondo, per poi applicare la loro regola di monopolio. Questa parte del mondo, cioè l'Italia, è una delle nazioni interessate, ma abbiamo notizie che anche in Bosnia, comunque tutta la Jugoslavia, in Russia abbiamo notizie che ci sono apparse le prime scie di condensazione anche lì. Quindi non è un problema che inizialmente riguardava solo gli Stati Uniti d'America, ma è un problema che riguarda anche l'Unione Europea. In Unione Europea in effetti c'è stata un'interpellanza parlamentare che chiede appunto agli americani e agli stati allineati con gli americani, l'Inghilterra è uno di questi, soprattutto il più allineato con gli americani, quali siano i veri motivi del sorvolo di questi aerei, perché non si parla di globi, perché sarebbe anche un'estremizzazione da parte dell'Unione Europea, ma comunque si va in circostanze certe di aerei che lasciano queste scie. Quale sarebbe lo scopo di queste scie? Ancora attendiamo risposte, il governo dell'Unione Europea attende le risposte per tutti i cittadini che la compongono, con la speranza che anche questo non sia l'ennesimo muro di gomma su cui va a sbattere il cittadino, l'umile cittadino che alza la testa al cielo e guarda la comparsa di queste scie. L'unico modo per creare una scia da un aereo a temperature calde ed aria secca è di aggiungere particelle negli scarichi dei motori, particelle come ossido d'alluminio e bario, così puoi creare nubi artificiali in un processo che gli esperti militari statunitensi chiamano oscurazione aerea, in un documento chiamato Owning the Weather. Possedere il tempo per l'anno 2050 è parte di un progetto con prime scadenze nel 2020 che è tuttora in uso nell'esercito americano per realizzare quello che chiamano Full Spectrum Dominance per l'anno 2020. Vogliono controllare gli oceani, i fondali marini, lo spazio aereo e lo stesso spazio, controllare il mondo. Questo è un loro documento ufficiale e vogliono controllare lo spettro elettromagnetico.
Non molto a nord da dove vi sto parlando, in un piccolo luogo chiamato Gacon, Alaska, c'è una serie di dozzine di antenne in un'area remota chiamata HAARP. HAARP è il più potente trasmettitore di frequenze radio al mondo ed è capace di inviare un fascio molto compatto di energia elettromagnetica nella ionosfera, che è una cappa elettricamente carica sopra il nostro pianeta e che ci protegge da radiazioni cosmiche, raggi gamma, raggi X e cose simili. Da alcuni anni la Marina e l'aviazione americana hanno condotto esperimenti per tentare di situare uno specchio elettronico nella ionosfera per modificare le condizioni climatiche. Quando ho chiamato Bernard Eastlund, che ha inventato la HAARP, mi ha detto che la sua invenzione era finalizzata alla modificazione climatica. Appena 2 giorni fa il governo americano ha autorizzato l'estrazione di gas naturali nella parte di calotta polare dell'Alaska. Bernard Eastlund, un paio di anni fa, affermò che avrebbero avuto bisogno di gas naturali per attivare turbine che avrebbero prodotto abbastanza elettricità per potenziare la HAARP. La HAARP ha ricevuto il consenso per andare a 4 times power. Potranno andare a più di 1 miliardo di watt di potenza. Il pianeta non ha mai avuto esperienza di un livello così alto di energia elettromagnetica, che in natura, nei nostri corpi, negli alberi, è molto bassa. Quindi questo ha degli effetti molto drastici sulle migrazioni degli uccelli, delle balene e sugli esseri umani stessi, perché ha effetti sul nostro cervello ed emozioni. Può renderci confusi, depressi, non può farci comprare la Coca-Cola, non ancora, ma questo è parte di ciò che io chiamo controllo mentale indiretto, controllo delle emozioni. Non solo stiamo facendo ricerche qui in California, ma ormai in tutta la nazione. Ora, quello che passa inosservato è quello che sta dietro a questa cosa che noi chiamiamo HAARP, ok? E se cominciamo ad osservare queste cose, dobbiamo vedere come sono finanziate. Sono finanziate nello stesso modo in cui molti dei progetti militari tenuti segreti negli Stati Uniti sono finanziati. Devi mantenere i vari programmi in un sistema cooperativo. Devi mantenere tutto in un programma molto poco rintracciabile, dove ricevi soldi perché le tue prerogative non fanno parte solamente dei sistemi militari di difesa ed in questo caso elettronica, ma hai anche preso quello che Tesla aveva sviluppato decenni fa e lo stai convertendo in un sistema d'arma. Fu Nikola Tesla, lo scienziato serbo, genio dell'elettromagnetismo, il primo a condurre esperimenti sulla trasmissione libera di energia nell'atmosfera. I suoi scopi erano volti a migliorare il pianeta e renderlo più libero. Ma le successive applicazioni, a quanto pare, non rispecchiano la sua volontà. Il risultante della combinazione di vari programmi è questo apparato di comunicazioni spazio-atmosferiche e modificazioni spazio-atmosferiche. E questo deve essere svolto in tempo reale, quindi è necessario usare una vasta gamma di elementi per riuscire ad avere una visualizzazione in tempo reale. E tutto deve essere tracciabile attraverso sistemi specchio, così da avere controllo sul tempo o qualsiasi tipo di particelle che si sta seguendo o modificando. E questo non include neanche quello che si può fare con le frequenze ELF, che puoi usare attraverso il mantello terrestre, attraverso il nucleo terrestre, per riflesso attraverso la magnetosfera, e così stai aggiungendo ancora più complessità a questa miriade di diverse forme di frequenza che possono essere controllate tramite questo calderone elettrificato che hai creato, ok? Quindi se vai a vedere come sono finanziate, puoi vedere la fonte che sta dietro a tutto questo, invece di cercare di capire se ammetteranno mai tali implicazioni o no.
Se vai nei programmi di ricerca all'interno di queste università internazionali, potrai vedere che sono legate a questi programmi di ricerca e sviluppo e fanno parte di questi finanziamenti. Quindi sono tutti interconnessi in modo benevolo, perché gli studenti sono legati alla ricerca sui supercomputers e solamente all'interno dei supercomputers c'è una vastissima rete all'interno della quale molti lavorano in modo benevolo. E se osservi tutto questo non solo dal punto di vista delle chemtrails, non solo si sta studiando questo sistema spazio-atmosferico, ma anche il risultato sul DNA di qualcosa chiamata oscillazione stocastica.